Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Allora, voi non potete vederlo e ci sono delle cose da dire prima che il video cominci. Prima o poi farò un video su una cosina, senza che io vi dica particolari cose. Vi devo fare un video aggiornamento su una cosina, ecco, diciamo così. Tra l'altro no, qua tutto rosso, boh, vabbè. Comunque vi devo far vedere una cosa e poi ve la farò vedere. Video della conferenza stampa. Questo è una prova. Non so se a voi piacerà di più o di meno rispetto al video delle conferenze stampa precedenti. Innanzitutto poi ci tengo anche a chiedervi scusa se purtroppo non riesco ultimamente a starvi dietro con i commenti, ma veramente il lavoro mi porta via gran parte del tempo. Vi chiedo scusa e appena avrò la possibilità magari non vi risponderò a tutti, ma sicuramente vi leggerò, vi metterò il cuore e quant'altro. Purtroppo il tempo è quello che è. E dicevo, il video sulla conferenza stampa è un video per me difficile da preparare, perché consiste nel sostanzialmente ascoltarmi la conferenza stampa e puntualmente ogni 2 secondi trascrivere, nella maggior parte dei casi esattamente alla lettera, quello che è stato detto, sia nella domanda che nella risposta. Ed è un video impegnativo perché una conferenza stampa di comunque 15-20 minuti mi porta via 1 ora e mezza, 2 ore di tempo, perché poi comunque tra il fare il video, il prepararlo, il cercare anche di cogliere tutte quelle sfaccettature che da una semplice trascrizione scritta non possono arrivare, ce ne vuole. Quindi ho deciso e ho detto proviamo così, vediamo se vi può piacere di più. Sicuramente va ad ovviare alla mia problematica del tempo, mi porta via sicuramente molto meno tempo, però non so quanto a voi possa piacere o quanto possa essere efficace. Però io nel dubbio voglio vedere come va, perché secondo me potrebbe essere un'idea. Ditemi voi se vi piace di più così o se vi piaceva di più prima, però secondo me è un tentativo, vale la pena farlo. Io, perdonatemi, mi sposto di qua, ok, e questo è il tentativo che voglio fare. Voglio provare, perdonatemi se guardo di là ma ho messo OBS di là, voglio provare a vedere come può uscire fuori il video della conferenza stampa praticamente in presa diretta. Io spero non ci sia copyright e quant'altro, però mi sembra anche la maniera più immediata, forse meno descrittiva, meno ragionata, però più d'impulso. Non lo so, vediamo. Sto a chiacchierare da quanto? Da 4 minuti e ancora non è cominciata, quindi anche perché non è che è un live, non l'ho cominciata io. Comunque, cominciamo, vediamo un po'. Tanto il primo minuto è sempre di attesa. Vediamo un po' se vi può piacere. Buongiorno a tutti da Cry Sports Center, conferenza stampa di mister Claudio Ranieri, prima di Cagliari Juventus. Iniziamo subito con le domande. Tra l'altro, perdonatemi, ma alzo un po' il volume. Chiedo venia che è un po' basso. Ok. Sì, buongiorno, Giuseppe Misani, Corriere dello Sport. Dopo l'Atalanta e prima dell'Inter ha detto ai ragazzi, ho lanciato un messaggio, ci vuole equilibrio e calma, soprattutto equilibrio. Oggi, alla luce di quello che è successo a Milano, qual è il messaggio da lanciare alla squadra? No, nessun messaggio, già l'ho detto finita la partita con l'Inter, stanno facendo bene, ma ci sono altre prove da affrontare, da risolvere, la squadra è concentrata,
però sappiamo che le insidie sono sempre dietro l'angolo, per cui noi dobbiamo avere il giusto equilibrio, come ho detto l'altro giorno, perché dall'euforia allo sconforto passa poco, invece l'uomo giusto, l'uomo forte riesce a stare sempre a metà, nel giusto equilibrio, è quello che chiedo ai ragazzi, giusto equilibrio. Buongiorno. Logico, perché effettivamente il Cagliari ultimamente sta vivendo un momento, non ci nascondiamo, positivo, buon per noi, ma dobbiamo comunque essere consapevoli che potrebbe non durare per sempre. L'importante secondo me è sempre avere, come dice il mister, più che equilibrio, scusate, consapevolezza nel sapere che comunque siamo una squadra che, se vuole, può mettere in difficoltà chiunque, avere più consapevolezza nei propri mezzi e capire che una vittoria e una sconfitta non possono crearci delle paranoie o delle euforie giganti. Dobbiamo cercare di rimanere sempre sul pezzo, a prescindere da quale sia il risultato. L'importante secondo me è che si esca dal campo al 90esimo minuto fieri della prestazione che si è fatta, a prescindere poi dal risultato sportivo. Secondo me quella è la cosa che conta di più. Lele Casini, Radiolina. Buongiorno. Sta concludendo quel trittico che sembrava impossibile, alla fine quasi quasi vi ha anche addirittura rilanciato e vi ha dato anche delle certezze, però è d'accordo del fatto che forse la Juventus è l'avversario più difficile da affrontare, non perché il prossimo, perché gli altri sono state già affrontate, quanto sul fatto proprio dell'impostazione di come sta in campo la squadra di Allegri, magari molto chiusa. Sì, no, è una squadra che sa il fatto suo, un allenatore che sa il fatto suo, voi lo conoscete bene. Sarà una partita molto ma molto difficile, perché è una squadra che sa trovare il gol, sa difendere come nessuna in Europa. Dentro l'area di rigore è la squadra che in Europa fa entrare e fa toccare la palla meno avversari di tutto il campionato europeo, per cui sappiamo della loro forza, sono micidiali quando ripartono con quei giocatori là davanti, sono, e lo conosciamo bene, stramicidiali sulle palle inattive, per cui dovremmo fare una partita veramente di grande attenzione, grande concentrazione e voglia di lottare su ogni pallone. Attenzione. No. Condivido appieno quello che ha detto Ranieri sul fatto che comunque la Juve è una squadra tosta che molto probabilmente là davanti, specialmente in area, ti fa toccare pochi palloni, micidiale sulle palle inattive sicuramente, ma non è questa la sfida più tosta. Cioè, non mi sento onestamente, intellettualmente, non posso dire che la prossima partita, quella con la Juve, sarà quella più tosta, perché mi sa un po' di bugia bianca. Io penso che la sfida più tosta l'abbiamo giocata contro l'Inter, che è la squadra più in forma in questo campionato. Poi è chiaro che anche la Juventus sarà una partita difficile, ma non è la più tosta, non lo è, anzi credo che la Juventus possa essere, tra Atalanta e Inter, forse anche la partita più semplice, perché è quella più affine all'ideologia, diciamo, di Ranieri, e quindi, sapendo come gioca, può creare, sapendo anche quindi i suoi punti deboli, più grattacapi alla Juve. Poi la partita può finire in qualsiasi modo, perché la palla è rotonda, le partite durano 90 minuti e si parte sempre da 0-0. Però non mi sembra la Juve la partita più ostica tra il trittico che c'è stato. Buongiorno, Alberto Maso, Videolina. È un problema giocare a così breve distanza la partita con l'Inter, vista la condizione di alcuni giocatori? Penso in particolare a Mina, in una squadra dove magari sono tutti uguali, però in queste ultime 8 partite il Cagliari ne ha perso una proprio quando Mina non ha giocato. Sì, no, lui sta diventando il giocatore imprescindibile, perché dà sicurezza a tutta la squadra. È logico avere 2 giorni in meno per farlo recuperare,
sempre un bel rebus, però il ragazzo c'è, è determinato, anche a San Siro, ha voluto giocare a tutti i costi, dice no, sto bene, perciò è logico che lui lo metta in campo, insomma, non sono così autolesionista da non farlo giocare. Tra l'altro, rispetto anche alla precedente conferenza stampa, paradossalmente vedo un Ranieri molto più posato, molto più teso, mi sembra più nervoso rispetto alle ultime conferenze stampa. Perlomeno è la sensazione che mi sta dando fino adesso, lo vedo abbastanza tirato. Sono contento che ci sarà Mina, perché effettivamente è l'uomo che penso più di tutti abbia cambiato questo Cagliari, anche semplicemente a livello di mentalità. Mancava un uomo con questo carattere nel Cagliari. Secondo me non è una cazzata dire che probabilmente, se arriverà una salvezza, gran parte del merito sarà di Mina, ma non solo per quello che ha fatto in campo, anche per il modo in cui Mina approccia le partite. Staremo a vedere. Sì, buongiorno, Enrico Gabriano della Sardegna. Allora, si è parlato già la settimana scorsa di questa rosa che lei è riuscita a valorizzare nel tempo, raccogliendo un lavoro lungo ma evidentemente proficuo. Come si fa a convincere Obert o Azidiakos che possono giocare contro l'Inter tranquillamente, oppure Viola e la Padula a stare in panchina in attesa dell'evento, di come si svolge la partita? No, io credo che ormai sì, ho capito perfettamente. No, io credo che ormai i ragazzi come io, naturalmente non posso conoscere al 100% i miei giocatori, no? Li posso conoscere tecnicamente, tatticamente, quello che mi possono dare quando stanno in forma, quando non stanno in forma. Al contrario di voi o dei tifosi, no? Dice ma perché non gioca Tizio, perché non gioca Caio? Perché io vedo durante gli allenamenti come si muovono, per cui ormai li conosco troppo bene per non sapere quello che mi possono dare. E la cosa importante è che i ragazzi conoscano bene me, e loro sanno che io non ho preferenze, loro sanno che io magari posso avere delle idee dall'inizio della settimana, ma poi sono loro a dirmi voglio giocare con come si allenano. Poi dopo io, sapendo anche come sono gli avversari, ecco che cerco di abbinare e come posso fare per cercare di far bene. Questa è la mia consapevolezza nel conoscere i miei giocatori, e loro evidentemente conoscono me, che poi posso sbagliare, per l'amor di Dio, io dico sempre che l'allenatore più bravo è quello che sbaglia meno. Qui c'è poco da dire. Anche questa è una domanda che mi sembra sinceramente assurda, perché comunque, parlando di un collettivo, di una squadra che gioca in Serie A con i 5 cambi, non vedo nemmeno la tragedia del non partire dal primo minuto, non partire titolari o qualsiasi altra cosa. Il Covid, sotto questo punto di vista, ha rivoluzionato un po' quello che è l'ambiente calcio, introducendo i 5 cambi e quindi le possibilità di avere rose più lunghe e giocatori potenzialmente titolari partenti dalla panchina. Quindi la domanda sinceramente mi sembra abbastanza futile, però vabbè. Mario Fongio, Repubblica. Claudio, avevi parlato di 35-36 punti come asticella, adesso alla luce, al di là dell'Udinese che deve recuperare, alla luce di questi risultati è cambiata la tua valutazione? No, io credo che dobbiamo arrivare lassù, sotto i 35-36 si rischia, noi dobbiamo spingere, non aver paura che possa succedere quello che può succedere, perché quando giochi con qualsiasi squadra, l'abbiamo visto noi a San Siro, le altre, nessuno ci vuole stare. Quando dico che è un campionato bellissimo, soprattutto per quanto riguarda la lotta alla retrocessione o alla salvezza, dico questo perché non c'è nessun risultato scontato. Si va in campo, si lotta, si sta 2-0 sotto, si rimonta,
ed è giusto così, è bello questo, è molto bello questo. Aggiungo sulla storia della partita, l'Atalanta che viene qui e prende una bella lezione in campo e anche come comportamento, poi va e dà una lezione di calcio europeo, poi subisce una rimonta in casa, e questa è la cifra del campionato di Serie A. Ma la cifra del campionato di Serie A è già difficile di per sé, poi quando si arriva, il girone di ritorno è sempre più difficile del girone d'andata, e poi quando arrivano le ultime 10 giornate c'è proprio si salvi chi può, per cui chi riesce a restare con la concentrazione giusta, con la rosa a disposizione unita, e io ho la fortuna di avere dei ragazzi, ve lo dicevo quando le cose andavano male, dico, se vedeste come si allenano è incredibile, poi andiamo in campo e non riusciamo a fare quello che facciamo durante gli allenamenti. Ecco, io adesso sono contento che si riesca a vedere quello che fanno anche durante le partite, che è lo specchio dell'allenamento, né più né meno. Allora, sulla quota punti può essere vero, io credo che in realtà sia leggermente più bassa, ma staremo a vedere. Quelli sono numeri marginali, secondo me ci si potrà salvare anche con 34 punti. Io penso che a 34-33 punti ci si salverà nell'ultima posizione utile per farlo, che è il 17° posto. Ovviamente è chiaro che più punti si fanno e meglio è. Effettivamente ha ragione il mister, perché mai come quest'anno ho visto una lotta salvezza così battagliata, così piena di squadre e così piena di colpi di scena, dove ti aspetti che la squadra più papabile, tralasciando la Salernitana, con problemi societari e quant'altro, possa retrocedere, in realtà dai il fritto per non retrocedere. Squadre come noi, che eravamo quasi praticamente destinati ad andare in Serie B, dare quel colpo di reni che faccia capire a tutto il resto che, guardate, noi non ci stiamo a retrocedere. Quella è la bellezza di questo campionato. Poi è tutto particolarmente strano, perché poi vai a vedere le squadre che vanno a giocare in Europa a fare schifo in campionato, ma non solo in Italia, anche nel resto del mondo. Mi viene in mente per esempio l'Arsenal, che è andato a perdere 2-0 con l'Aston Villa. Sono molte le stranezze e le peculiarità, quindi tutto il mondo è paese. Buongiorno, mister Francesco Reggio 131. Tornando alla partita di domenica, a distanza di qualche giorno, è più la soddisfazione per aver fatto il punto e aver rischiato di vincere contro la capolista su un campo dove solo 3 squadre hanno portato via punti, o il fatto di aver avuto la risposta giusta dai giocatori che in qualche modo sono stati testati, vista la formazione titolare, che pochissimi, forse nessuno si aspettava domenica? Chissà quante me ne avrete dette. Sto pazzo, sto vecchio rimbambito, è normale, ma è giusto così, è giusto così. Purtroppo l'allenatore è bravo solo quando vince, poi tutte le altre volte ha sbagliato tutto. La soddisfazione è il punto, quando è finita la partita era quello. Poi certo dopo c'è il sano egoismo di ogni allenatore che dice ho scelto bene, ho messo dentro gente di cui ero sicuro che mi avrebbero dato quella risposta, e sono contento per i ragazzi, perché poi loro non sapevano niente. Io avevo solo detto a Di Pardo: guarda, sto pensando a te, non ti prometto nulla, perché se mi conosci sai che scelgo il giorno prima, la notte prima, per cui dico, però tieniti pronto perché ti voglio vedere. Ecco, adesso sono fatto così. Molto bene, ha fatto una grande partita. Fabiano Gaggini. Io qui alzo le mani anche perché quando si intravede il lato un po' più romano di Ranieri, a me fa particolarmente piacere e mi inorgoglisce. E qua vibra tutto, vabbè, e bello, alzo le mani. E mi è piaciuto che non abbia fatto retorica spicciola oppure perbenismo
dicendo sulla prestazione dei ragazzi, perché ovviamente sarà stato contento della prestazione della squadra e del fatto che comunque abbiano giocato dei giocatori che palesemente nell'arco di questo campionato hanno trovato veramente molto poco spazio. Però è stato onesto e sincero dicendo che la gioia più grande comunque è stata il punto, perché effettivamente era quello che serviva. Dell'Unione Sarda, tornando sempre a San Siro, la cerchia dei titolari era larga già prima, abbastanza larga già prima, ora si è allargata ulteriormente. In base a quella partita condizionerà le scelte in vista della partita della Juventus. E poi le chiedo che cosa è successo a Shomurodov. Allora, mi condizionerà, ma è quello che io voglio ottenere dal campo che mi condizionerà. Io adesso so come gioca la Juventus, dove ci saranno i pericoli, e cerco di mettere quei giocatori che sulla carta mi potranno dare delle risposte positive. Quello che è successo a Shomurodov è che magari quando era arrivato era venuto un pochettino demoralizzato, perché andando via aveva fatto benissimo a Genova, e quando è andato a Genova l'avrei voluto io nella Sampdoria. Poi dal Genova è andata alla Roma, ha giocato a intermittenza, e poi è andata a Spezia evidentemente è andato a malincuore, con la delusione di non essere riuscito a fare il salto in una grande squadra, per cui evidentemente si è lasciato un pochino andare. E quando è arrivato qua piano piano ha capito che io non guardo in faccia a nessuno, che se vuoi giocare mi devi dare il 100%, se no non prendo in considerazione io il mio giocatore, perché poi so che quando va in campo, se tu già non mi dai a me il 100%, quando va in campo non riesce a cambiare il chip. Ecco, quando è riuscito a cambiare il chip si è fatto male, per cui ha perso del tempo prezioso, a me ha tolto una pedina importante, perché è un giocatore di grande visione di gioco, grande qualità, velocità, e trova la porta, per cui è tornato al suo rendimento, cosa che noi non avevamo visto onestamente. Dichiarazione importante e veritiera quella di Shomurodov. Anche qui non ha fatto perbenismi o qualsiasi cosa, l'ha detto ovviamente sempre in maniera molto elegante, perché volente o nolente Ranieri è un signore. Però l'ha detto, Shomurodov nella prima parte di stagione ha comunque deluso, ha fatto male, ma era sotto l'occhio di tutti, e sarebbe strano e forse anche un po' da pazzi dire il contrario. Sicuramente io ho sempre visto una voglia sana di voler fare qualcosa, però era molto disordinato, molto incasinato, non riusciva a trasmettere sul campo quello che voleva fare, perché le intenzioni perlomeno io le percepivo, però non le vedevo attuate in campo. Negli ultimi tempi non è così, fortunatamente, perché comunque ci manca a noi una prima punta fisica, e se continua così, io ripeto, tenterei anche il riscatto, sinceramente. E poi l'altra parte della domanda non me la ricordo, però vabbè, andiamo avanti che il video, se no sì, mister, buongiorno, Giacomo, già stiamo a 23 minuti. Volevo tornare invece sempre a proposito del gruppo sulla questione di Jankto, che lei l'ha sostituito nel primo tempo. Quindi le chiedo un po' se ha parlato poi col giocatore, e poi comunque abbiamo visto un giocatore ha festeggiato con i compagni, sembrava abbastanza sereno, appunto sembra un gruppo anche da fuori, appare con la testa libera, con la coscienza a posto, una cosa che ad esempio nel 2022, quando il Cagliari era retrocesso, è tutto il contrario da fuori. Quindi le chiedo se anche questo dell'avere la coscienza a posto, di dare il massimo tutti, sta un po', diciamo, vi ha sbloccato, ecco. No, è quello che io chiedo sempre a loro, no? Dico, si può giocare male, dico, ma tu devi avere la consapevolezza che devi dare tutto, perché poi dopo non hai rimpianti dentro di te. Io quando ero giocatore non ero un fenomeno, ero un giocatore normale,
che lottava o per salire in Serie A o per non retrocedere in Serie B. Però davo tutto in campo, poi sbagliavo, facevo far gol e se ero un grande giocatore sarei andato in una grande squadra. Per cui sapevo quello che era il mio e io volevo dare sempre il 100%. È quello che chiedo ai miei giocatori: voi date il 100%, lo so che non può essere sempre il 100%, ci saranno domeniche che non si sa il perché, il per come, per la squadra darete il 120% e ci saranno quelle volte che darete l'80%, poi sta a me cercare di capire e magari togliervi prima, togliervi al momento giusto. Janko, ci ho parlato con Janko, io ero contento di come attaccava, però vedevo che non mi rientrava a sufficienza per proteggere il fianco sinistro. A quel punto ho dovuto cambiare, perché se no prendevamo il secondo e non ce la facevamo più a riprendere, forse. Però se io vedo una cosa che non mi quadra e non la faccio, smetto di fare l'allenatore, per cui la vedo, lo faccio. Mi dispiace per il ragazzo, gliel'ho detto: guarda che non ti ho tolto perché stavi giocando male, è che avevo bisogno di un'altra pedina che mi potesse fare un altro tipo di lavoro. Buongiorno mister, le volevo chiedere qual è la situazione degli infortunati. Qui alzo le mani, non mi sento di aggiungere niente. Infatti lì per lì, guardando la partita, mi sembrava strano l'uscita di Jankto, perché comunque effettivamente non mi sembrava stesse giocando male, e Ranieri adesso ci ha spiegato il motivo e direi che comunque l'entrata in campo di Prati le cose le ha cambiate, direi proprio di sì. Infatti soprattutto Ristanius recupera o meno, e poi le chiedo, ecco, lei da ex allenatore della Juve, quali sono le emozioni che ricordiamo della sua esperienza? Ormai sono tanti che di quegli anni dovrei essere emozionata ogni partita. Allora, Oristanio sta riprendendo, è uscito dal letto, e già questa è una cosa positiva, visivamente la metà di quello che era, proprio una faccia, poverina, ha sofferto molto, febbre, tonsillite, di tutto. Spero al limite di portarmelo in panchina e vediamo insomma se poi sarà disponibile, a disposizione o meno. Ecco, ma l'importante è che lui, ecco, stia fuori dal letto e sta bene, insomma. L'altra domanda era? La Juventus. No, è sempre bello incontrare le mie ex squadre, insomma sono tante. Io sono orgoglioso di stare qui a Cagliari, questo è il punto. Meno male che ha risposto così. Comunque posso dire che non se ne può più Cristo Dio ogni volta che incontra una squadra in cui Ranieri ha allenato, in cui Ranieri è stato allenatore, tutti i giornalisti gli chiedono ma com'è ritrovare la sua ex squadra? Cioè, davvero il massimo dell'inventiva della domanda è questa? Cioè, che cosa prova Ranieri ad incontrare una sua ex squadra? Raga, è il lavoro. Cioè, quello è il suo lavoro. Che deve provare? Che deve pensare? Che cazzo di domande è? Io veramente non le tollero queste domande. Non hanno senso di esistere per come la vedo io. Comunque, la cosa più importante è che Oristanio si sia ripreso. Dalle parole di Ranieri mi sembra difficile che possa anche solo subentrare, ma già comunque il fatto che piano piano si sia ripreso e comunque potrebbe comparire nella lista dei convocati è già qualcosa. Quindi sono sicuro che se lo vedremo in campo è perché ne sarà in grado. Bilancio infortunati. Allora, Pavoletti ancora, sì, mi sono dimenticato, il bilancio infortunati, Pavoletti si sta allenando ma non ancora con il gruppo, Petagna invece piano piano sta facendo differenziato, oggi ha fatto una discreta parte con noi, si sta allenando bene, per cui a presto sarà anche lui a disposizione. Che altro? Mancosu, va bene, Mancosu ancora non c'è con noi. Mi dimentico qualcuno? Gaetano ha ripreso anche lui normalmente, non ha febbre, non ha niente.
e gli altri stanno a posto. Quindi Pavoletti e Petagna impersonalizzato, però con Petagna che nell'ultimo, cioè ha fatto comunque parte dell'allenamento con la squadra, buono a sapersi. E Gaetano pure rientrato, buono. Mancosu, raga, sapete che io non ho idea di che infortunio abbia Mancosu? Cioè io so solo che è fuori, mi sono abituato al fatto che è fuori, ma io non so che infortunio abbia. Se qualcuno me lo può scrivere nei commenti, perché veramente non ne ho la minima idea. Buono a sapersi, piano piano stanno rientrando tutti e fortunatamente, tocchiamo ferro, non ci stanno infortuni gravi, quindi andiamo avanti così. Enrico Gaviano dalla Sardegna, invece volevo così sentire un suo parere sulla prestazione di un singolo che mi ha colpito parecchio, cioè Luvumbo, perché soprattutto nel primo tempo mi è sembrato davvero un giocatore che ormai non ha paura di niente, soprattutto sa che dove vuole arrivare, cosa vuol fare, insomma. Sì, no, gli ho fatto i complimenti, abbiamo parlato, gli ho fatto vedere le cose che ha fatto bene, le cose che deve migliorare. È un ragazzo che crea squilibrio, alla squadra avversaria comincia a essere temuto, e questo è importante perché avendo lui ti dà la consapevolezza che qualcosa di buono si può risolvere da un momento all'altro. È sempre un pericolo costante per gli avversari che devono stare attenti. Il più delle volte gli viene fatto fallo, ma per il suo modo di giocare magari l'arbitro non è così sicuro se è stato preso o è stato preso leggermente. Con la sua velocità basta prenderlo per poco che gli fa perdere l'equilibrio, ecco, tutto qua. No. Ranieri, mister, io te voglio bene e tutto quanto, ma no, dimo le cose come stanno. Luvumbo se butta. Mo volemo dire che è veloce e quindi al minimo contatto perde l'equilibrio, mettiamola come vi pare, ma per come la vedo io, Luvumbo se butta, tende a esagerare al minimo contatto, e cadere perché si è veloci e cadere per eccessivo, come posso dire, per cercare di esasperare un minimo contatto sono due cose differenti, e Luvumbo secondo me ricade nella seconda delle due opzioni che ho detto io. Non me se faccia passare Luvumbo per uno che non esagera, perché purtroppo, e dico purtroppo perché a me è un comportamento che manda in bestia, è così. Però sotto tutto l'altro lato, sotto il lato tecnico, non ha niente da dire, non ho niente da dire e sono totalmente d'accordo col mister. Visto che ha detto tutti i giocatori infortunati, quelli non Ci ci sono sono dimenticato. No, nel senso che immagino che non ci siano delle cose che non ci può dire questa settimana, giusto? Li ha detti tutti che siamo a posto. Per cui potete trarre la formazione tranquillamente. Velocissimo, siccome ci sono state delle polemiche nel post Inter-Cagliari per il gol di Viola sul tocco di mano di Lapadula, volevo un piccolo commento. Lei è molto bravo a smorzare sul tema arbitri, non ne parla spesso. L'ha designato l'arbitro dell'andata, volevo un suo parere di come No, l'andata mi era piaciuto molto. Mi era piaciuto molto l'arbitro. No, il fatto del tocco di mano di Lapadula, allora magari 3 anni fa forse sarebbe stato fischiato, poi cambiano i regolamenti, per cui lui non vedeva la palla è vero, gli è scivolata qua sul braccio, se avesse calciato lui e avesse fatto gol era da annullare, perché tu non puoi trarre vantaggio la palla è andata a Viola e ha fatto con lui. Io dico questo, se l'avesse preso un difensore sarebbe stato lo stesso, non avrebbero fischiato calcio di rigore. Questa è la risposta più chiara. Per cui sì, velocissimo. Dopo Milano. Nient'altro da dire. Solo applauso. Ho spiegato la staffetta, insomma, l'indecisione di Mina e Dossena. Sarà lo stesso ragionamento che farà anche per venerdì, cioè uno dei due gioca e l'altro sta fuori. Che furbacchioni che siete!
Buongiorno, Se si fosse giocata l'andata Cagliari-Juventus ci sarebbe pensato il Cagliari contro le grandi non riesce a far nulla. Cosa è cambiato nei confronti con le grandi rispetto al girone d'andata? Io credo una cosa. Che poi tra l'altro abbiamo giocato una partita della Madonna all'andata contro la Juve, però vabbè. Fortemente, no? Quando le cose vanno male, e ve l'ho detto spesso, quando le cose vanno male hai due possibilità: o molli o non ci stai. Ecco, io chiedo ai miei giocatori di non starci, di volere fortemente cambiare il senso delle cose. È cambiato questo, non ci stanno, poi si perde, non è un problema, ma devono dare sempre tutto quello che hanno in campo. Facendo così tu piano piano riesci, non dico la fortuna o la sfortuna, perché esiste, ma esiste se tu non ti arrendi e vuoi andarla a prendere la fortuna. Questo io credo molto in questo. Siccome ha detto che i suoi giocatori stanno dando Direi che la fortuna ce la siamo andati a prendere allora. tutto. Dal punto di vista tattico abbiamo visto con l'ingresso di Pratti di nuovo la mediana a 3 al centro, poi al di là chiaramente dei quinti, ecco, che non qualcosa che si era visto già in precedenza, però voi avete trovato una solidità con la mediana a 2 al centro. Sì. Ecco. È possibile che ora, nelle prossime partite, magari non direttamente già da dopodomani, però da qui alla fine del campionato, anche il fatto di aver ritrovato nuove certezze, nuove consapevolezze, vi possa permettere di tornare a quel tipo di centrocampo che forse vi dà, dal punto di vista della manovra, anche un po' più di ampiezza? Sì, no, è importante avere tutti sempre a disposizione, no? Allora la mediana a 2, che poi sarebbe a 4, perché con le due ali devono saper fare, sì, devono stringere il campo, perché sennò all'inizio noi avevamo proprio le difficoltà che ti imbucavano centralmente alle spalle dei due mediani. Per questo poi sono non tornato sui miei passi, ma facendo un pochettino, i ragazzi conoscono, e ve l'ho detto dall'inizio, più sistemi di gioco, e adesso lo fanno tutti, no? Si può cambiare nel corso della partita e i miei giocatori sanno adattarsi molto bene. È logico che avere un terzo centrocampista ti dà uno schermo e ti dà anche la possibilità delle due mezze ali di fargli fare le mezze ali, come avete visto a San Siro. Grazie a tutti. E la conferenza stampa si conclude con una domanda inaspettatamente intelligente. Unexpected, non me l'aspettavo. Comunque, ragazzi, il video è durato quasi 40 minuti, ma io mi auguro che vi sia piaciuto questa nuova versione della conferenza stampa, magari un po' più interattiva, un po' più dinamica, un po' più bella, col botta e risposta così diretto. Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti, e detto questo, ragazzi, noi ci becchiamo domani con il video post partita, sempre Forza Castello, e alla prossima, belli regà.